Sindaco, oggi inaugurate un'opera importante per la frazione di Ponte della Priula, mancavano i parcheggi, adesso ci sono, un iter lungo che parte nel 2017. Sì, l'opera è proprio vicino alla stazione dei treni, è un parcheggio civile, ecco, nel senso che la stazione ha bisogno del suo parcheggio. Come tutti i parcheggi nel comune di Susegana, anche questo sarà completamente a titolo gratuito. C'è una sbarra però che verrà chiusa con l'arrivo dell'ultimo treno per questioni di sicurezza. Ritengo quest'opera fondamentale per la comunità di Ponte della Priula perché Ponte della Priula soffre della mancanza di posti auto e intanto ci siamo attrezzati con questo parcheggio che ha 2500 metri quadrati, più di 80 posti auto, tutti in sicurezza con illuminazione a LED, la videosorveglianza e tutto quello che occorre. In futuro speriamo di poter acquisire nuove aree per posizionare ulteriori posti per parcheggio perché sono fondamentali. L'iter è partito dal 2017, l'area era un ex scalo merci che ci è stata concessa in comodato d'uso gratuito da parte della Ferrovie dello Stato, come praticamente quasi tutta la stazione è in comodato d'uso gratuito a favore del comune di Susegana, dove c'è attualmente la Croce Rossa e il centro anziani. Assessore Maretto, ogni volta che si inaugura un'opera pubblica così importante ci sono dei ringraziamenti da fare. Ecco, da parte sua chi vuole ricordare oggi? Allora, voglio ringraziare particolarmente i componenti del nostro ufficio tecnico perché 4 anni di adempimenti burocratici non sono facili da seguire e li hanno portati a termine con professionalità. E voglio anche ringraziare l'impresa, la quale ha lavorato mantenendo i patti, quindi i tempi e i lavori fatti bene. Hanno avuto anche loro qualche difficoltà a causa del Covid, ma chi non li ha avuti in questo periodo, e ciononostante hanno compiuto l'opera come progettato. E quindi ringrazio anche il progettista, che è un giovane architetto, del quale siamo stati molto felici, perché è giusto che i giovani abbiano anche delle opportunità, e ha realizzato un ottimo progetto seguendoci e lavorando con professionalità.